Un parco, un murale, una canzone, radici piantate nel cemento perché il futuro non dimentichi. Magnano Rivera ha ricordato l'Orcolat con una cerimonia partecipata nel Parco Comunale di Via Guglielmo Marconi, dove è stato inaugurato il grande murale realizzato dall'artista Simone Mestroni. L'intervento artistico ha trasformato una parete di cemento anonima in un'opera pittorica. Il murale descrive, parte con un nonno e il nipote nell'oggi, che fa intendere che il nonno racconta a chi non ha vissuto quella tragedia, e poi si sviluppa in tre pezzi distinti, il prima, il durante e il dopo, quindi la tragedia, il doversi rialzare e poi la ricostruzione avvenuta. Chiaramente io, essendo nato nell'89, non ho vissuto la tragedia del terremoto del 76. Ci sono due modi per pensare al terremoto: chi l'ha vissuto elabora nella sua mente il ricordo, chi non l'ha vissuto elabora l'immaginazione, e questo è un processo mentale che comunque ci accomuna, ci fa sentire tutti friulani, perché l'essere friulani è anche un insieme di memorie. A rendere ancora più intensa la giornata è stato il brano originale I ragazzi del 76, composto da Barbara Sabbadini su testo di Stefano Ferro ed eseguito dal coro Musica Nova e dalla voce solista di Nicole Golles, diretti dal maestro Aldo Micco. Durante la cerimonia il sindaco Carlo Michelizza ha affidato alle nuove generazioni quella memoria come un dovere morale. Grazie a tutti, grazie a quelli che hanno veramente oggi erano presenti e hanno partecipato a questa festa, che deve essere veramente un qualcosa per tramandare alle nuove generazioni una storia importante, una storia drammatica, che però ha saputo trasformarsi in rinascita e resilienza. All'inaugurazione era presente anche l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, oltre a diversi amministratori del territorio. È stato un momento toccante che ha unito una comunità che nel ricordo ha deciso di valorizzare il sacrificio ed anche il racconto dei propri bambini del 76. È qualcosa di meraviglioso, ha unito generazioni questa scelta, e proprio anche la volontà dell'amministrazione comunale di Magnano di realizzare questo murales nel cuore del paese proietta Magnano in Riviera dalle sue origini e dalle sue antiche gesta, attraverso poi tutti i secoli e il terremoto, al suo futuro. È un futuro di riconoscenza, di gratitudine, è un futuro di valorizzazione dei bambini, dei ragazzi che portano sulle loro spalle questi racconti, queste testimonianze, e che sanno qual è il grande valore della loro gente. Presente anche una delegazione di lodi dei lavoratori credenti impegnati per mesi nei soccorsi nella frazione di Billerio. La mobilitazione che si registrò in Italia dopo il terremoto del 1976 in Friuli fu dovuta esclusivamente all'incidenza che i friulani avevano in tutta l'Alta Italia. Noi avevamo friulani sparsi in Piemonte, in Lombardia, in Liguria, friulani che avevano voglia di lavorare, 2 avevano i piedi piantati per terra, 3 erano ricchi di valori. E come è circolata la voce, come la televisione ha dato queste immagini terribili, i gruppi di lavoro si sono organizzati immediatamente, siamo partiti tutti, anche incoscientemente, ma qui abbiamo trovato gente che non avremmo trovato da nessun'altra parte. Un esempio banalissimo, che non ho detto qui oggi perché il discorso sarebbe diventato molto molto più ampio. Ci fu un prete, soprattutto dalle nostre parti, Don Peppino Barbesta, che decise di organizzare le prime raccolte. Portiamo noi la roba che raccoglieremo in questi giorni nel nostro territorio, la portiamo noi in Friuli. Il che avvenne. La voce circolò in tutte le parrocchie e in tutti i comuni del territorio. La merce raccolta fu qualcosa di indescrivibile, non si sapeva dove metterla. Risultato, una grande chiesa parrocchiale prese tutte le panche della chiesa
accatastati in un angolo. La chiesa divenne in quel momento, grazie a Don Peppino Barbesta, divenne il magazzino dove stipare questo quantitativo immenso di materiale arrivato. E la risposta ci fu proprio perché i friulani erano fatti così. Quindi a questo punto, oggi, noi siamo qui 50 anni dopo, non per ricevere un ringraziamento, ma per ringraziare ciò che abbiamo ricevuto.